Diciamo che la vendemmia è iniziata abbastanza presto, diciamo attorno al 20 di agosto, a causa delle temperature molto elevate della prima parte appunto del mese di agosto, quindi è stata una vendemmia anche un po' difficile in quanto le temperature non consentivano di vendemmiare diciamo durante tutto il giorno, anche proprio perché vendemmiando a mano che vendemmiatori è proprio una questione anche fisica, quindi bisognava iniziare molto presto la mattina, sfruttando anche un attimo la temperatura più bassa delle uve nella prima parte della giornata evidentemente. Quindi questo ha creato qualche problema organizzativo, ma diciamo che la bellezza comunque del tempo ha consentito di avere un'uva molto sana, con una resa abbastanza contenuta, poiché appunto la buccia era piuttosto grossa, quindi nella trasformazione da uva a vino la resa è stata piuttosto contenuta, quindi c'è una riduzione di produzione generale in regione attorno al 5-10% a seconda delle varietà, al quale si somma appunto anche una riduzione della resa da uva a vino, e quindi con un calo diciamo abbastanza significativo. La qualità delle uve, come dicevo, è molto buona, la sanità è interessante, per cui non ci sono stati problemi particolari di fitopatia. Quello che è anche stato positivo, lo sbalzo termico comunque tra giorno e notte, perché se è vero che durante la giornata la temperatura era molto elevata, durante la sera e durante la notte si abbassava sufficientemente la temperatura. Questo ha consentito di sviluppare comunque le parti aromatiche di tutte le nostre varietà più interessanti, come il Pinot Grigio, come il Sauvignon stesso, e anche il friulano che ci stiamo ormai appropinquando a raccogliere. Qualcuno ha già raccolto, qualcuno sta ancora attendendo qualche giornata di bel tempo, come dovrebbe esserci ancora questa settimana, che è stata un po' anticipata dalla pioggia. Anche questo aiuta un attimo la pianta a rimettersi in movimento, visto che si era un attimo arrestato il ciclo vegetativo. Il Sauvignon, che come dicevamo è una delle varietà più interessanti, sia perché c'è un ritorno sui bianchi, e questa è una cosa anche molto buona per quanto riguarda la nostra regione, sia perché è uno di quelli che a livello internazionale, assieme a quello della Nuova Zelanda, diciamo, è riconosciuto come tra i Sauvignon più interessanti a livello varietale del panorama enologico delle zone, delle regioni bianchiste cosiddetto. Diciamo che il ritorno ai bianchi, per nostra fortuna come regione bianchista come il Friuli Venezia Giulia, si è notato negli ultimi 2 anni in particolare, in cui il rosso è andato un attimino in ombra, mentre è stato favorito sia il consumo delle cosiddette bollicine, quindi dei vari prosecchi, anche le nostre ribolle gialle spumante, piuttosto che vini rosé spumanti e altre tipologie che sono sempre più richieste, e anche per quanto riguarda i bianchi, come dicevo, per due motivi fondamentali. L'uno perché comunque rappresentano solitamente, hanno una minore gradazione alcolica, soprattutto anche negli ultimi anni anche tutte le cantine si sono orientati verso appunto una produzione di vini bianchi con una gradazione compresa tra i 12 e i 13 gradi fondamentalmente, e questo quindi dal punto di vista rispetto a certi grandi rossi che magari superavano abbondantemente queste gradazioni è più gradito al consumatore. Inoltre anche proprio un discorso di cucina e di tradizione anche della cucina nostra, nel senso che si abbinano molto bene a piatti un po' più leggeri, cioè la tipica cucina mediterranea, ovviamente, che è tipicamente primaverile o estiva, ma anche ormai diventata dieta direi quasi quotidiana e costante anche durante i mesi più freddi invernali, e anche perché i vini bianchi si abbinano molto bene a delle cucine di altre aree, oltre a quella americana anche quelle ad esempio della zone asiatiche, dove la cucina si basa soprattutto su riso, pesce e verdure, e quindi anche queste aree che la nostra regione sta battendo anche proprio con il supporto e l'ausilio delle strutture come la Camera di Commercio stessa, ci consente di affrontare questi mercati con un buon successo, e quindi avere la possibilità di sposare la cucina orientale o delle zone dell'Asia ai nostri vini bianchi, che sono assolutamente molto ben graditi e apprezzati anche da questi palati. Diciamo che senza dubbio noi stiamo battendo come produttori un po' più vocati forse all'internazionalizzazione, perché da qualche tempo si è capito che il mercato italiano sia abbastanza in contrazione, un po' per le difficoltà note economiche, un po' perché comunque ci sono degli altri stati interi e quasi direi continenti da esplorare, come appunto quello asiatico. Io credo che questo sia un'area da cui ci si può aspettare ancora molto, non necessariamente dalla Cina, che è un paese certamente molto grande, ma dove i numeri magari sono ancora abbastanza contenuti, quanto anche da paesi più piccoli come possono essere la Thailandia, lo stato di Singapore, piuttosto che la Corea del Sud, che stanno dimostrando un grande interesse verso comunque la cultura alimentare e dei vini italiani, per cui saranno certamente le aree che andremo a esplorare nei prossimi mesi.